Abbiamo diversi momenti concentrati soprattutto nella mattinata. Noi come Veneto Agricoltura oggi festeggiamo la giornata mondiale della biodiversità, che come si diceva prima la giornata era la settimana scorsa, giornata mondiale della biodiversità, giornata mondiale delle api, e oggi in questa occasione noi come Veneto Agricoltura siamo qui con una serie di prodotti biodiversi che teniamo e monitoriamo nelle nostre aziende che sono sparse in tutto il Veneto, e per cui trovate prodotti dell'orticoltura, prodotti della frutticoltura veneta. Sono tutte piante che sono tipiche del territorio. Noi nell'ambito della biodiversità troviamo anche, scusate, un po' più avanti i pollai di Ceregnano con alcune specie avicole, perché il compito di Veneto Agricoltura è tutelare la biodiversità, cioè cerchiamo di tenere, di conservare le specie, quelle più antiche, quelle autoctone, in modo da non perdere la nostra identità anche in questo delicato campo. Oggi appunto faremo verso le 11:30 un momento dedicato alla biodiversità dentro qui al ristorante, e sarà l'occasione questa anche, oltre che per parlare di biodiversità, anche per consegnare l'arnia elettronica all'Ocrad. L'Ocrad qui ha un apiario, tiene degli alveari, e consegneremo quest'arnia elettronica, che non è altro che uno strumento che ci permetterà, perché poi la rilevazione la facciamo noi di Veneto Agricoltura, ci permetterà di tenere sotto controllo l'alveare, lo stato di salute, di benessere delle api, quanto entrano, quanto escono, la produzione e così via. Nell'occasione oggi consegneremo all'Ocrad anche una pianta, dovrebbe essere una quercia, vero? Ecco, consegneremo una quercia, la pianteremo e speriamo che sia la prima di una lunga serie di querce o di altre piante che consegneremo. Mi sembra che durino parecchio, no? Sì, esatto. Quindi... E faccio presente, oltre che oggi qui con noi, oltre a Veneto Agricoltura, abbiamo anche Bioagro, che è una società partecipata della nostra agenzia. C'è qui il dottor Milani, che ha portato un produttore di formaggi della zona di Asiago, e proprio perché Bioagro è una società che vende fermenti che vengono fatti da Veneto Agricoltura, e anche in questo campo cerchiamo di mantenere la biodiversità, cioè teniamo una ceppoteca con tutti i diversi fermenti che sono, diciamo, tipici, la base delle produzioni tipiche venete, quindi dalla soppressa a certi tipi di formaggio e così via. Quindi vi lascio alla passeggiata, alla giornata. La consegna adesso, no? E adesso facciamo appunto la consegna dell'arnia elettronica all'Ocrad. Grazie.